Certo. Ecco. Allora io volevo ringraziare Enrico perché sapendo che a Natale di solito fa freddo, non siamo in agosto, dice aspetta che facciamo un concerto all'aperto così almeno la gente si scalda. E allora c'è la signora che ha protestato, ha detto bisogna farlo al teatro il concerto. Dico, se lo facciamo a teatro, tutta quella gente che passa di là non sente niente, quindi si ferma a sentire Enrico che canta. Poi ci sono i metodi di una volta per riscaldarsi, che è il vin brûlé. Sì, ecco, appunto, abbiamo qua a Proloco vin brûlé, cioccolato caldo, per cui ce n'è per tutti i colori. Grazie per avermi dato la possibilità di essere qui in questa meravigliosa piazza. Vorrei ringraziare il sindaco, anche colui che ha sostenuto le spese, che è Marino Benetti. L'applauso per lo sponsor. Grande! Per tutti gli sponsor. Bravo! Grazie a tutti e buona serata, grazie. E grazie a voi di esistere! Io aspettavo di lasciare il compito di ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato. Guardate, l'ho detto anche stamattina durante la nostra passeggiata al mercato, organizzare una festa di Natale e soprattutto tre mercati domenicali fino a sera non è una cosa da poco. Ci vuole un bel impegno finanziario e noi abbiamo dovuto ricorrere alle sponsorizzazioni, per cui ringrazio già tutti gli sponsor che dopo il mio assessore elencherà, però dalla passeggiata che ho fatto ho sentito che la gente è rimasta contenta, soprattutto sono rimasti contenti gli ambulanti. Hanno lavorato qualcosa di più e in questo periodo di grande crisi, quando si viene a sapere come amministratori che gli ambulanti e anche i commercianti hanno lavorato, fa solo che piacere, perché anche loro tengono... Grande sindaco! E quindi questo ci rende particolarmente felici. Ecco, a tutti quanti che adesso assisterete al bellissimo concerto di Enrico, auguro un buon Natale, un felice Natale, e che la nascita di Gesù porti alle famiglie vostre la cosa più importante, la salute, il resto viene dopo. Grande sindaco! Buon Natale anche a lei e alla famiglia! Grazie per avermi dato la tua fiducia per l'organizzazione di questa manifestazione. Anch'io ringrazio tutti, è difficile ringraziare tutti, gli ambulanti, i commercianti, ma in special modo anche le associazioni. E voglio ringraziare l'anima di questa manifestazione, quindi gli sponsor. Io ringrazio MB Trasporti di Benetti Marino, il signor Bazza Angelo, il re di Polli, Macelleria Magrin, LG Calzature, via 20 settembre Camisano Vicentino, Jambora Orologi, via Vittorio Veneto, Pizzeria Ristorante Gioie di Pesce, via Torre Rossa, Got Bike, via 20 settembre, la Despar, nuova apertura qui a Camisano in via Vicenza, Schizzo Bar, via 20 settembre e tutti gli ambulanti e commercianti di Camisano. Grazie di cuore, ci vediamo a maggio con Telecittà, grazie ai collaboratori di Telecittà, Patrizia Vassallo e tutti i suoi collaboratori. Grazie di cuore. Signori, buon divertimento. Mi auguro, grazie sindaco, grazie all'assessore, ci vediamo dopo. E io direi di iniziare con una delle belle canzoni, si intitola White Christmas, Bianco Natale, e lo dedico a tutti voi con un benvenuto a questo concerto di Natale. Più applausi farete, più riscaldiamo l'ambiente. Applauso! Alzo il berretto, se no non sento niente. Dreaming over white Christmas, just like the old I used to know, where the throne is there and children is there to hear sleigh bell in the snow. Viene giù dal cielo
vento, un dolce canto a Mariator, e mi dice spera anche tu. È Natale, non soffrire più. Signore e signori, Enrico! Marchiante! Grande! Grazie di cuore. Prendo l'occasione di scaldarmi ancora un po' con questo bicchiere di Coca-Cola calda e prendo l'occasione di farvi tanti auguri, buone feste, che si va sempre bene con voce e vino. Auguri, buon Natale a voi e alle vostre famiglie, auguri! Grande Enrico! E a Telecittà! Numero uno! Fino a mattina, Fioi. Jingle Bell, un altro bellissimo brano conosciuto da tutti quanti, soprattutto da tutti i bambini. Lo dedichiamo a tutti i bambini che ci stanno guardando da casa. So che sto vedendo che molti bambini sono seduti in divano con i nonni, attaccati vicino a un caminetto, che aspettano la vigilia di Natale. Amore, parla piano perché il microfono alto e già sei alta, poi spingi, vai in alto, sempre in alto. Pronti? Il baffo guarda in alto. Signori, Jingle Bell, la cantiamo assieme. Pronti? Vai! Vai avanti, vai! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over there we go. Loudly on the way, the sun will ride, like peace streets to ride. What fun there is around to see this little song tonight. Jingle bell, jingle bell, jingle. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. And they haul to the town, and they take home the ride. And some of me is so fine, bright was sun by the side. The whole while in the light, Miss Fortune sends slow. You gonna dreams a mile away, we go it's on wide. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Un brano che non è molto natalizio, però parla d'amore. Quando si parla d'amore il Natale c'è sempre. Un brano di Andrea Bocelli e Sharon, dedicatissimo agli amici che hanno richiesto da casa, agli amici che sono qui, che hanno fatto chilometri, hanno passato perfino il Polo Nord per venire qui. Questa signora sta saltando. Non ti dico, anch'io sto saltando. Avendo delle perdite, no, nel senso, È Natale, quando nasce Gesù bambino. caldo, ed è qui che sta soffrendo per un brano. Pensa. Vuole sentire questo brano che si E se l'ha intitola messa anche come suoneria del telefono. Esatto, signori di Sharon e Andrea Bocelli, per voi Perfect. L'applauso inizia così, la voce di Gioia! Bravo Gioia! Found the love for me, darling, just die right and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just scared when we feel low, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your body's all I own, and then your eyes roll onto mine. Baby, I'm dancing in the dark. You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whisper underneath my breath. You hold it, darling, you look perfect tonight. Signori, gioia per voi! Brava Gioia! Brava! Sei la mia donna, a forza delle ore.
Grazie. 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 Il Natale è anche Gesù che nasce, l'amore, una preghiera. E questa preghiera la vorrei dedicare a tutte le persone che ci ascoltano anche da lassù. È l'Ave Maria di Schubert, dedicata a tutti voi. Prego. Una delle migliori voci d'Italia, Enrico Malchiante. Io vorrei sentire un bel applauso. Da domenica scorsa noi siamo qui in diretta televisiva per far vedere in tutto il Veneto e non solo la magia del Natale, ma cos'è il mercato di Camisano, un mercato meraviglioso, bello, che dura
per un anno intero, ogni settimana, non solo in queste 2 settimane, perciò vi invitiamo ogni settimana. Abbiamo visitato delle postazioni dove ogni postazione ha la sua particolarità. Meraviglioso, io vorrei sentire un bel applauso a questo comune che organizza questo grande mercato e un forte applauso, permettetelo di farlo sentire agli amici che stanno lavorando da 2 settimane qui, cioè gli amici collaboratori di Telecittà. Un bel applauso lo facciamo. Chicco, Massimo e Chicco. Bravi! Ecco, vedete quest'uomo sofferente, bianco, in fase di glaciazione. Signor Daniele, stiamo parlando di lei. Questa mattina era il caldo, oggi è il freddo e Massimo è caldo. Massimo, dobbiamo ancora cantare io e te però. Siamo operativi, sì. Vieni, venga, venga. Che ho bisogno di scaldarlo. Natale, mi ricordo che ero bambino e vidi un video di Pavarotti e Zucchero Fornaciari. Era Natale, il brano è Miserere e ve lo vogliamo dedicare. Signori, un bel applauso per Massimo Boscolo. Grande Massimo! E grande Ricco!
Bravi! Da bambino mi ricordo questo brano che mi sentivo cantare tutti i giorni con la pastorella. Tu scendi dalle stelle. Chi è che non sa questo brano? Alzi la mano. Tutti la sapete, infatti io vi guarderò e l'ascolterò da voi stessi. Voi cantate, noi vi accompagniamo. Alzo qui le parabole. Tanto saluto dei miei amici che è Paola e gli Eureka. Facciamo un applauso all'orchestra Paola e gli Eureka. Grande Paola! Ricordo che l'8 di gennaio, se avete piacere, noi saremo al Teatro di Limena a Padova, un bellissimo teatro Borsellino e Falcone, saremo in concerto con la mia orchestra, entrata libera a tutti, basta solo prendere la macchina, venire lì e vi gustate un bel concerto, dove avremo anche degli ospiti. Maestro, tu scendi dalle stelle, tonalità originale, perché non c'è stata aspirina, non c'è stata tachipirina, solo il vin brûlé mi ha dato quel tocco di voce. Prego, e che Dio me la mandi buona. Grande Enrico! Ne vuoi ancora? Adesso passiamo con la crema al limone che ha fatto la mamma. Prego. Adesso tocca a voi ragazzi. Tastiere da milioni. Applauso a Marco Piscolo. Grande Marco! Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e una grotta freddo al cielo, e vieni una grotta freddo al cielo. Allora, ci siamo, però dovete avvicinarvi, non mangio nessuno, ho già mangiato in ristorante, venite. Anzi, se devi portare il vin brûlé, siamo qua, una garaffa, 2, 3, 4, 5, se vuoi venire sopra, te. Siccome mi piace come coro, siamo in diretta televisiva, magari a maggio alla festa qui di Camisano ci scrittureranno e veniamo a cantare tutti, 100 euro per uomo, insomma, è la spesa. Qualcuno ha detto magari, anche se guarda, non stiamo guardando lì, non guardiamo il pelo nell'uovo. Prego, è Natale, io faccio l'introduzione e voi partite. Ci siamo? A te che sei del mondo, il creatore, mancano panni e fuoco, mio Signore, mancano panni e fuoco, mio Signore, caro e letto,
due si scaldano ancora di più. Si vede un altro Bill Bruey si scalda ancora. Sì. A maggio? La pastorella a maggio non la facciamo. Ho imparato a Roma, prima io dice, dopo si vedrà. Sì. Dime. Bocca a massa, amore. No, va là, no. Non ho più fiato. È una sfida questa. Maestro, prima di dare la linea e chiamare un amico che è qui questa sera, che fa parte, vive qui a Camisano ed è giusto farvi ascoltare la sua bellissima voce, vorrei dedicarvi di Leonard Cohen, l'Alleluia, un brano meraviglioso. Il testo non c'entra niente con Natale perché parla di sesso, veramente. Però quando si dice Alleluia sembra Natale. È vero, il testo parla d'amore, di lui che ha tradito lei, e lui, insomma, però quando si parla di Alleluia, se voi cantate con me Alleluia, sembra di essere fratelli e sorelle raccolti in una preghiera unica. Signora, lei è una pecorella smarrita. Venga che la guidiamo noi nel gregge esatto. Mi sa che sarà l'ultima volta che verremo a cantare a Camisano. Ci siamo ragazzi? Rico, deve essere Telecittà. Seguite Telecittà, seguite Telecittà. I hold the second chord. There's a flow of fear.
un bel respiro, acuto finale e meriterete l'applauso, invece fallo a me, fatelo voi. Ho visto un uomo fare come un lupo. Che meraviglia. Io sono abituato a cantare d'estate a Jesolo, vi assicuro che fa più caldo. Però è bello anche vedere che gli amici mano a mano passano i minuti. Il camion prima era aperto con il giubbino, adesso è arrivato con la sciarpa fino a qua. E forse dovrò anch'io cantare con così. Facciamo una canzone allegra. Un bel Feliz Navidad in español. Io che sono español e tu sei spagnola. Venga aquí, muchacha. Che casarido so. Spagnolo. Caspita. All'ospite, è vero, caspita. Venga, venga. Signori, lo facciamo un bel applauso. L'ospite della serata, non mi ricordo il nome. Signori, no, rifacciamo. Indietro. Italia, riprendiamo, siamo in diretta. Ok, signori, mi sembra essere il karaoke quando c'è il Fiorello, no? Ciao. Signori, abbiamo un altro ospite, cioè l'unico, quello che abbiamo stasera, è quello che non ha chiesto soldi. Era con me anche questa mattina, l'ho intervistato. Lo abbiamo fatto per lavorare. Signori, applauso di Camisano per Luca! Grande Luca! Ciao Luca! Buonasera Camisano, grazie Enrico e a tutta la tua meravigliosa orchestra per la disponibilità e anche all'assessore Maddalena che mi avete dato questo spazio. È un piacere Luca. Luca ci canterà questa sera un brano del mitico unico. Lui se sarebbe qui vi direbbe che siete i loro sorcini. Sto parlando di Renato. È un brano bellissimo, va bene per il Natale, perché parla d'amore, parla di pace, parla dei migliori anni della nostra vita. Io vorrei farvi la domanda: qual è il vostro miglior anno della vostra vita? Qual è stato? Tutti gli anni sono belli, perché abbiamo la salute, abbiamo la famiglia, abbiamo gli amici, quelli sono i nostri migliori anni. E allora signori, pronti a gustarci? E qui ci vuole l'applauso di Camisano. Signori, i migliori di anni della nostra vita, questa sera la Camisano dalla voce di Luca! Grande Luca, e vai! Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Bravo! Grande Luca! Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte di nessuna notte
penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I milioni anni della nostra vita, i milioni anni della nostra vita, stringi forte e nessuna notte è finita, i milioni anni della nostra vita. A tutti voi! Grande Luca! E tutta l'orchestra di Enrico Marchiante! Bravo Luca! Stringi forte che nessuna notte è finita, i milioni anni della nostra vita. Signor Grande Luca, Luca! l'applauso di Camisano, i migliori anni della nostra Bravo! vita. Luca! Grazie di cuore. Bravo Luca! E tutta l'orchestra di Enrico Marchiante! A Camisano Vicentino! Grazie al Merita un grande comune! applauso e lo congediamo con l'applauso Grazie. di Camisano Forte! Permettetemi di fare a tutti voi gli auguri di un sereno Natale. Grazie ancora e buona continuazione. Grazie anche a te Grazie, e alla Luca. famiglia! Bravo Luca! Grazie a te, è sempre un piacere Complimenti. ritrovarti. Ti aspettiamo a maggio nella grande festa di Camisano, perché noi saremo vicino alla grande festa, alla fiera di Camisano, dal 9 al 19 maggio. Vi aspettiamo Bravo, tutti Luca. e speriamo che faccia più caldo perché Grande. siamo rovinati. Pronti, cominciamo. Io vorrei azzardare una cosa, non è molto natalizia, però è solamente per dare una sgranchita e attivare un po' le calorie. Vorrei visto che siamo in tanti, caro Massimo, alla regia, inquadrali tutti. Su le mani! Vedo che la reazione è molto attiva. È nata dopo un minuto. Riproviamo. Su le mani! Giù le mani! Ci siamo. Sentiamo le voci. Tutti svegli. Insomma, possiamo fare meglio. Rifacciamo. Dopo ci sarà il perché di questo. Sì, ci siamo. Il vino è entrato nel sangue a tutti noi. Pronto maestro? È in circuito! Su dai! Non sento le mani però. Vogliamo le mani, vogliamo osservare su. Gloria, manchi ad una mano, che lavora piano, manchi a questa bocca, avvicinatevi, che cibo più non tocca, per me che senza gloria, che lei la chiamo gloria, voce gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, e la ore esce amore, le voci a nome, e ancora l'orchestra e il nome del pubblico, vai, gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale,
sapete tutta. Scappa senza far rumore, al lavoro nel letto, ai gradini di Natale, mi aspetto fuori. Sul Gazzettino sarà questo il titolo: doveva essere un concerto di Natale e invece era tutt'altro. A Natale mi scherzovate? Se non era così, sono sempre quelli che no, criticano. Vabbè, doveva essere un concerto di Natale con Marchiante e invece puntini. Ma loro non sapevano che chiamare Marchiante è il Natale, c'è sempre, basta che sia nel cuore, ma nel canto bisogna fare un po' di tutto, perché sennò fioi lì a casa tutti con sto freddo. E allora invece adesso ritorniamo con il Natale. Maestro, mi sembra lei che abbia una dose. Signorina, vada a prendere una garaffa di vin brûlé, gentilmente. Grazie. Vuole 50 euro, vada da Benetti. Marino, venga qui Marino, lo sponsor, vieni qua Marino, un minuto, giusto che ti meriti di vedere questa platea da qui, vieni qua un attimo, è molto timido, è timido il ragazzo, è giovane, è inesperto, ecco, qua siamo a Camisano, il pubblico c'è, lui è lo sponsor di questa manifestazione, senza gli sponsor, cioè detta in parole povere, senza i fulminanti e il fuoco non ciappa fuoco. Senza la benzina la macchina non va. E il nostro Marino è uno sponsor che segue l'orchestra Marchiante e devo dire che lo dobbiamo sempre ringraziare. Oggi è una giornata particolare, sento il Natale e sono buono, dopo il Natale divento cattivo. Però, scherzo, merita un grande applauso. Se avete bisogno di traslochi,
grande professionalità, il cavalier Marino Benetti, che si trova da Lino di Dolo in via 1 Maggio, codice fiscale BFVRN, con tutti Ho anche vuole dire qualcosa? No, niente. Ringrazio tutti. Grazie Marino! Ma bene di te! Buon Natale a Marco. Buon Natale a tutti. Grazie. E anche a te e a tua famiglia! Grande! Ciao Marino! Ci vediamo, lui parla solo con la bistecca davanti. Di Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti ha scritto un brano bellissimo che parla del Natale, si intitola proprio Buon Natale e vorrei dedicarvelo e lo canto assieme alla mia cantante che si chiama Gioia, non c'è il testo e ricordatelo a memoria, prego. Signori, di Eros Ramazzotti, Buon Natale per voi. La notte vista da qui sembra bellissima, stelle che accendono il blu, quanta luce c'è, e chi di un alleluia che non si spengono mai. Oggi un giorno speciale, Natale, ed è sempre così. Dimmi perché è Natale ma pace non c'è. Buon Natale ma il senso qual è? Un saluto formale non è come amare. Quanti sogni fanno gli uomini e in un giorno vanno via. Buon Natale se vuoi, quello vero che è dentro di noi, dentro di noi. La neve che cade qui mi sembra candida, ma nel silenzio che fa c'è una guerra. In ogni terra metà che nessuno mai salverà. Anche un giorno speciale fa male e tregua non ha. Dimmi perché è Natale ma pace non c'è. Buon Natale ma il senso qual è? Una frase formale non è, un pensiero che vale perché c'è un Natale se vuoi, ma può nascere solo da noi. Dentro di
Camisano! Albano? Albano? No, Camisano ha detto. Sì, Camisano. Aspetta, perché c'è la caraffa. Gioia va in rima con Albano però. Questo che vuoi. Alla salute Enrico! Evviva! Salute ragazzi! Grande! Che ora abbiamo fatto? Sono le Non 5. ha importanza, vai avanti. Aspetta! Il caraffone! Guarda che bella scena! Questa aveva, ragazzi! Vorrei farvi ascoltare un brano che ha scritto Albano, ma è un brano bellissimo perché parla di una persona normalissima che guarda lassù il cielo e dice: caro Gesù, ho bisogno di te come amico, vicino e di canto. Manda giù una banda di angeli giusti per sistemare sto mondo che è pieno di guerre, disastri ambientali, insomma. Il brano si intitola Caro Gesù. Non so se l'avete mai sentito, se non l'avete mai sentito, ascoltate il testo e poi da applauso capirò se vi piace, oppure applaudite lo stesso perché siamo in diretta televisiva e devi farmi far bella figura, mi raccomando. Signori, dedicato a tutti voi di Albano e Romina Power, ma canterò solo io, si intitola Caro Gesù, per voi. Grande Enrico! Rispondi tu che sei saggio.
Numero 1! Allora, vorrei chiamare l'assessore Valentina Cappellari. Signori, un bel touche per l'assessore Valentina. Ciao Valentina! Grazie mille. Allora un pensiero per la nostra Gioia, la nostra cantante che ci ha allietato in questo pomeriggio, da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco, il dottor Prezzalis, da parte di tutta la giunta e tanti auguri di buon Natale. Brava Gioia! Simbolicamente, ma a nome di tutti, anche a voi, tanti auguri. Niente fiori però. Un mazzo di salame. Mi pensavo una sorpresa, ma La giunta non ha dato sorpresa. L'hanno soppressa. L'anno prossimo terremo in considerazione, va bene? Grazie mille. scherzo comunque, però io dico sempre che il comune ha creato una cosa meravigliosa quest'anno e meritano un grande applauso. Grazie a tutto il comune di Camisano! Ringrazio anche ovviamente tutti gli altri, faccio i miei auguri, buone feste. E a tutti. Grazie. Giovanissima, ma mi hanno detto che sei battagliera. Bisogna, si parte presto, ma bisogna. Infatti i fatti si vedono. E Camisano non è mica un paese da poco, eh. Bravi! Grazie a tutti, buone feste, grazie. Brava! L'assessore se n'è andato o ritorna? È qui intorno, è qui nei dintorni, va bene. Sì, ringraziamo anche la Monica, poi ringrazio una signora che siamo stati assieme tutta maggio-aprile dell'anno scorso, di quest'anno nella fiera, e staremo assieme. Adesso basta che si aggiusta un attimo quello che si è rotto, ma dopo tutto è risolvibile. È l'assessore alla cultura. Assessore alla cultura, sì, lo so, Donatella, anche mia Teresina, ma non voglio dire. Grazie di cuore. Allora, prima di salutarvi in questo concerto, volevo farvi ascoltare un altro brano tipico natalizio. Si intitola Dimmi? Sì, esatto. Volevo vedere se avevo il testo, perché senza il testo non lo so. Grande Marco! Intanto vi presento l'orchestra. Signori, al pianoforte l'applauso di Camisano per Marco Criscuolo. Grande Marco! Alla batteria un grande applauso per Marco Ferrari. Grande Marco Ferrari! Alla chitarra applauso per Claudio Tonello. Grande Claudio! Voce, sax e molto altro Massimo Boscolo. Grande Massimo! La voce dell'orchestra, l'applauso è per Gioia! Bravo Gioia! Grande Gioia! Sto cercando il testo, ragazzi, guardate pazienza. Ringraziamo anche Zio che sta riprendendo tutto il concerto. Grazie Serenella. Grande Gioia! E grazie a tutti che siete qui al freddo e siete qua ad ascoltarci. Grazie. Brava! Qualcuno mi dà il testo? Maestro, oh Holy Night. Un attimo che ci arriva. Un brano che avrete sentito cantare dalle più grandi cantanti, donne e maschili. L'inglese mio è un po' un inglese, visto che ho vissuto molti anni in Inghilterra, è più un dialetto che un inglese, molto masticato, però No, stavo pensando come andare in Inghilterra. soprattutto col vin brûlé è ancora più masticato.
forse mi viene meglio. Che sarebbe Silent Night. Astro del cielo, varco il divino, mite agnello redentore, tu che i fati da lungi sognare, tu che angeliche voci nunziare, luce dona alle menti, pace infondi nei cuori. Astro del cielo, varco il divino, mite agnello redentore, tu di stirpe regale del cor, tu virgineo mistico fiore, luce dona alle menti, pace infondi nei cuori. Massimo e sax. Grande Massimo! Silent night, holy night, holy sky, holy sky, round your reaching Father shine. Only find so tender and mild, sleeping in heaven in peace.
Avete una richiesta? Volete sentire un brano? Sì! Una monetina? Il jukebox, l'abbiamo lasciato in casa. Voi siete... dimmi. Sai l'amico cos'è? Esatto, anche. E con questo brano, grazie. Vi ringrazio veramente. No, no, non andare via tesoro, no. Perché vedi che tira fuori, ti può andare. No, hai il vin brûlé che ti sta scaldando. No, Hai manco un altro paio, Enrico, per piacere. Ho dato 50 euro, dai. Un altro paio. L'amico cos'è? Farne un'altra, dai, Facciamo un'altra. anche un paio. Dai, un altro Allora, paio. questo brano si intitola Sai l'amico cos'è. Va bene anche per Natale perché... Un minuto, poi vediamo se... Lo sai che lei ce l'ha chiesta, se ben ricordo, anche l'anno scorso che ci segue. Dov'è che la vedo? Eccoli là. Eccoli qua. Di solito siete in 3, giusto? Allora, ci sono piccoli gesti che fanno vedere l'amicizia, no? Ad esempio, prendere la macchina, far tanti chilometri per venire il freddo per ascoltare Enrico e tutta la sua orchestra è un gesto non da poco. E volevo ringraziarvi perché vi capisco che star fermi non è facile, però quando si vedono delle persone che rimangono per un'ora, un'ora e mezza, 2 ad ascoltarci, anche con il freddo, è un gesto che vale più di qualsiasi altra cosa. Grazie di cuore a voi, a tutti voi, buon Natale e buone feste, veramente. Grazie Enrico di esistere, ci hai scaldato tutti, con la tua voce, sei un grande, un numero 1 Enrico Marchiante. Bravo! Signori, ascoltate questo brano che ho il piacere di condividere assieme a Massimo, dedicato a tutti voi amici. Sai l'amico cos'è? E lo dedico a tutti voi. Grande Massimo! Vai, Claudio! Applauso per Claudio alla chitarra! E se hai bisogno, stai sicuro che c'è, ci puoi contare, nel caso che resta nell'ombra, non si vede, no, ha un cuore fratello e batte per te. Sai l'amico cos'è? È un abbraccio per sempre, è la forza del vento per riprendere il volo. Ma l'amico cos'è? È un tesoro nascosto, quel semaforo verde sulle strade del mondo. In
volete sentire un'altra? Sì! Siete sicuri? Sì! Sì! In silenzio! In silenzio! Si è scaldato tutti, Enrico! 50 litri. C'hai la caraffa! Non serve neanche il vin brûlé qua! Ne hai ancora? Non serve. Prendere e mangiare le delizie. Per piatto di risotto. Alle delizie, se volete, noi vi aspettiamo il 24 di febbraio. Saremo in una meravigliosa festa di carnevale a Delizie Camisano. Se non ci siete mai stati, è il momento giusto. Guardate Telecittà, ci sarà uno spot e noi vi aspettiamo tutti con la mia orchestra. Ciao Nadia. Bravo. Sarai orgoglioso, Paolo. Bianco Natale. Vi saluto con questo brano. Amami anche. Devo chiudere perché abbiamo degli orari da rispettare e allora noi vi salutiamo con Bianco Natale. Voi? Te lo faccio subito, se lo so. Signori, ancora un applauso al comune di Camisano con un grazie per averci invitato. Un applauso a chi è rimasto fino qui con il freddo ma ad applaudirci. Grazie a tutti voi e fatevi l'applauso. Grazie al comune. Un grazie allo sponsor Marino Benetti che si trova ad Arino di Dolo. Se avete bisogno di traslochi, se vostra moglie se ne va e devi traslocare, se il marito se ne va e dovete traslocare, chiamate il numero 1 dei traslochi. Fa tutto Marino. Professionalità numero 1. È veramente il numero 1. Sì. Un grazie a tutta la mia orchestra, dove voi. Grazie Enrico e tutti i tuoi ragazzi. Fantastici. Con bianco toccando neve, sai della gioia d'ogni cuore. È Natale, ancora la grande festa che sa tutti conquistare. Un canto viene dal cielo lento e con la neve dona a noi un Natale pieno d'amore. Un Natale di felicità. Grande Enrico! Un ringraziamento al Re del Polo, un altro sponsor che fa parte della famiglia di Telecittà. Grazie anche al Re del Polo. Auguri, buon Natale a tutti voi, buon anno, che sia pieno di salute. Buon 2019. Grazie a tutti. Grazie all'assessore Sandra, Jenny, Marino, tutti, grazie. Vai. E viene giù dal cielo lento un dolce canto ammaliatore che mi dice spera che tu è Natale non soffrire più. Grazie a Telecittà, a tutti in camera un grande applauso, a Daniele, a Chicco, a Checco, a Massimo Arturi, Passato, al pubblico, grazie a tutti!
Grande Enrico! E tutta la tua orchestra! Grazie di esistere! Orchestra! Bravi! Buon Natale a tutti! Dal primo d'ora nato! Su YouTube! E a tutta la Telecittà!